Nelle puntate precedenti. Siamo una famiglia che ha deciso di migliorare la nostra disastrosa gestione delle finanze. Mi sto già annoiando. Tra fatture, scontrini e polizze spazzatura, cerchiamo di capirci qualcosa. Se c'è una cosa che ho capito è che noi non sappiamo un cazzo. Il cambio di rotta è chiaro da qualche mese. Per lottare contro l'inflazione crescono i tassi di riferimento e quindi anche quelli ipotecari. E l'ascesa non sarebbe finita. La riserva. Valerio! Nuovi aumenti a fine anno. Più delicata invece la situazione di chi si trova a dover rinnovare l'ipoteca o intende accenderne una nuova. La resa dei conti. Manuale di sopravvivenza finanziaria per la classe media nel paese più caro del mondo. Ogni tanto una buona notizia. In questi mesi i tassi ipotecari si sono alzati parecchio, addirittura più che raddoppiati. Ma per noi, fino al 2027, la nostra ipoteca non cambierà di una virgola. Il debito che abbiamo con la banca, l'ipoteca appunto, è di ben 920.000 franchi, una cifra enorme. Ma per fortuna abbiamo fissato un tasso di interesse bassissimo, il che si traduce in poco più di 1.000 franchi al mese. Quindi, fino al 2027, i tassi ipotecari ci fanno un baffo, anche se certi titoli ci fanno tornare in mente l'inizio degli anni 90. Negli ultimi mesi il costo del denaro è aumentato. Dal 26 gennaio un certo numero di banche ha deciso di aumentare il tasso di interesse sulle ipoteche. Gli interessi sulle vecchie ipoteche sono saliti dal 5 al 7%, per giungere questa sera all'8,5 al 9%. Je suis d'accord qu'il faut lutter contre l'inflation. On peut se demander s'il faut punir 2,5 millions de ménages, parce que c'est ça il résultat. Vado a finire che pago 2 volte quasi la casa per via dei tassi ipotecari che sono alle stelle. Se l'ipoteca dovesse aumentare anche solo dell'1%, ci metterebbe in serie difficoltà e forse dobbiamo vendere. Ma io quasi la vendo, se no per stare qua a tirare preferisco tornare quasi nell'appartamento. Un altro drammatico episodio è stato il fallimento della cassa di credito e di risparmio di Thun, con scene come questa di piccoli clienti che non hanno potuto riottenere che parte dei loro depositi. Ja, das verlieren is echt. La piccola banca bernese è stata travolta da operazioni azzardate nel settore immobiliare. Sicuro che non vuoi andare in banca? Sì, buona idea. Cosa è successo? Allora, i tassi di interesse sia a lungo termine che poi anche sul breve termine sono saliti di molto. Sono fondamentalmente, possiamo dire, raddoppiati o addirittura triplicati. Ok, ma perché si sono alzati così tanto? La risposta sta in una parola che ultimamente sentiamo un po' spesso. L'inflazione porta le banche centrali a tentare degli interventi sulla politica monetaria. Uno dei compiti della nostra banca centrale, la BNS, è quello di tenere sotto controllo l'inflazione, sotto il 2% per la precisione. Al momento siamo circa al 3%. Lo strumento principale per tenere a bada l'inflazione è il tasso guida della BNS. Alzarlo provoca un freno all'economia. Con un'inflazione così alta si cerca di alzare il tasso di interesse e quindi limitare un attimino il denaro in circolazione per cercare di far sì che i prezzi non salgano troppo. Dal 2015 a quest'anno il tasso guida era addirittura negativo, portando le ipoteche a interessi bassissimi. Ma la pacchia sembrerebbe essere finita. Quest'anno la BNS ha operato 3 rialzi del tasso guida, di cui l'ultimo ieri, riportandolo in territorio positivo. E questo ha generato un terremoto nei tassi ipotecari. Nell'ultimo anno, specialmente sul lungo termine, almeno 5 anni, dall'1 è andato in zona 3%. Sono triplicati.
Come detto, noi fino al 2027 continueremo ad avere un tasso di interesse molto basso, che si traduce in circa 1.000 franchi al mese. Ma se dovessimo rinegoziarlo oggi? Mettiamo solo a 5-6 anni, quindi rispettando la scadenza originale, l'onere mensile mi passerebbe intorno ai 2.300. Più del doppio. Caspita! E la cosa più terrificante è che potrebbe andare molto peggio. A inizio anni 90 si è toccato il 9% di interessi. Su un'ipoteca come la nostra vorrebbe dire pagare ogni mese quasi 7.000 franchi. Adesso guardando sto grafico qua mi immagino di dover pagare un 9% su 920.000 franchi, ma spari. Non è una cosa a cui diciamo dobbiamo pensare, però storicamente si vede che è già successo in ogni caso. E secondo te è una cosa che potrebbe ancora succedere? Non crediamo nel breve, però nel medio e lungo al momento è veramente difficile fare previsioni perché, come abbiamo visto, le cose vengono influenzate da fattori esterni che sono imprevedibili. Vedi quello che è successo in febbraio di quest'anno. Quindi è importante tenere alta la guardia. Decido di andare a incontrare qualcuno che sta vivendo sulla sua pelle i rialzi dei tassi ipotecari. Salve, sono qui al numero 17, ma palazzo è questo qua tipo rosino. Piacere. Il mio terrazzo, vedi il tendone, poi ce n'è un altro, poi ancora sopra, il quarto piano. Qui vivono Roberta, Pietro e la piccola Ida. Voi da quant'è che state in questa casa? Allora, questa casa è stata acquistata praticamente circa 20 anni fa, nel 2001-2002. E l'ipoteca? L'ultima rinegoziata circa 3 anni fa aveva un tasso dell'1,54% con durata triennale. Ah, e quindi sta per scadere. L'ipoteca è di 218.000 franchi. Con il tasso di interesse attuale pagano 279 al mese. Se rinnovassero la loro ipoteca mantenendo la scadenza triennale, il nuovo tasso sarebbe del 2,64%, ovvero 480 franchi circa al mese. Ben 200 franchi in più per avere lo stesso tipo di alloggio. Eh sì, per Roberta e Pietro, da gennaio i ricordi di una vita costeranno il 70% in più. Il fatto che ci si possano permettere 200 franchi in più, non per forza devo pagarli in interessi. E quindi hanno scelto un'altra opzione. Noi passeremo al tasso Saron. Tasso Saron? E quanto è questo tasso Saron? Se la dovessi fare di 5 anni, l'offerta migliore è stata dell'1,35%, 45%. Ma come? Con questo tasso di interesse finirebbero a pagare addirittura meno di prima. Chiaramente non ho la certezza che resti lo stesso per i 5 anni. Comincio a non capirci più niente. In che senso non ha la certezza? Vuol dire che poi cambia? Devo capire cosa sia questo tasso Saron. Per farlo mi faccio aiutare da VZ, un'agenzia di consulenza indipendente. Buongiorno. Salve. A farmi strada fra i numeri ci pensa Dino Giuliani. Se io dovessi rinegoziare il tasso di interesse della mia ipoteca oggi, qual è la strategia migliore? Hai più possibilità. Da una parte hai le ipoteche fisse, dove hai la possibilità di avere una pianificazione del tuo budget, sai esattamente per quella durata quanto spenderai. E poi c'è un altro modello. L'ipoteca a tasso legato al mercato monetario, quella che comunemente adesso si chiama Saron. E fra le due Dino non ha dubbi. Se partiamo dal presupposto che tieni la tua casa per più di 10 anni, è sempre stato più conveniente andare sul mercato monetario. Ok, ma cos'è un'ipoteca legata al mercato monetario? Sono delle ipoteche dove ogni 3 mesi viene ricalcolato il tasso, in sintesi riferendosi a quello che sono i tassi di riferimento. È un tasso di interesse che si chiama Saron, è quel tasso di interesse col quale le banche si prestano i soldi. Ok, adesso seguitemi bene perché sennò non ci salviamo più.
Questo tasso con cui le banche si scambiano soldi fra loro, il Saron appunto, è molto vicino, se non quasi identico al tasso guida deciso dalla BNS. Per calcolare il tasso di interesse di un'ipoteca Saron si prende questo tasso, che appunto può variare, e a questo si aggiunge il guadagno della banca, che si situa di regola intorno all'1%. Dal 2015 fino a metà di quest'anno il tasso Saron era addirittura negativo, quindi si pagava solo il margine della banca. Ma adesso il tasso guida della BNS è tornato positivo e di conseguenza cambia anche il costo di un'ipoteca Saron. Ma quindi ogni 3 mesi mi cambia quello che pago? Ogni 3 mesi potrebbe potenzialmente cambiare quello che paghi, in sintesi di quella che è la politica monetaria che fa la Banca Nazionale Svizzera. Ok, mi viene l'angoscia solo a pensarci. L'ipoteca Saron sembra un incubo. Ma Dino vuole mostrarmi qualcosa. Cos'è questo? Questi sono tutti i periodi di 10 anni che io posso formare dal 1991 al 2021. Facciamo un calcolo, cosa avrebbe pagato qualcuno che aveva $500.000 di ipoteca, facendo un'ipoteca legata al mercato monetario, facendo 2 volte una 5 anni fissa, e cosa avrebbe pagato qualcuno che ha fatto una 10 anni fissa. E le differenze di spesa fra i 3 modelli sono impressionanti. Sull'arco di 10 anni le ipoteche del mercato monetario fanno risparmiare una media di oltre 140.000 franchi. Se guardiamo indietro 30 anni e guardiamo un periodo di 10 anni, è sempre stato più conveniente rimanere per tutti i 10 anni in un'ipoteca legata al mercato monetario che fare un'ipoteca fissa per i 10 anni. Questo è dato di fatto. Vero, ma nonostante il risparmio, il decennio 91-2001 era iniziato con le ipoteche del mercato monetario che superavano il 10%. Erano le più care. Un tasso di interesse del genere è da suicidio. Si può sempre, anche essendo in un'ipoteca legata al mercato monetario, ogni 3 mesi io posso cambiare a ipoteca fissa. Questo è un salvagente che di regola viene proposto da tutti gli istituti che offrono ipoteche Saron. Ovvero, se le cose cominciano a mettersi male, il cliente avvisa la banca e dal Saron passa a un'ipoteca fissa. Però io non posso passare la vita ad angosciarmi per questa cosa. Facciamo un esempio concreto. Tu, cosa sarebbe il limite massimo che dici questo è il massimo che io voglio pagare al mese per la mia ipoteca? Se dovesse proprio essere che sta crollando il cielo... Sì. Forse potremmo arrivare a 3.500 franchi, forse. Ok, 3.500 franchi. Ma andremo a piangere tutte le notti a letto, probabilmente. Chiaro. 3.500 franchi al mese sono circa 4,5%. Questo significa che tu potresti dire, io faccio l'ipoteca Saron, mi trovo un calcolatore, un allarme ipotecario online, come per esempio noi ne abbiamo uno, ma ce ne sono tanti altri, dove posso inserire, per favore sistema, mandami un'email o mandami un SMS o qualcosa, quando il tasso di interesse della ipoteca a 10 anni fissa arriva a 4,5%. Capito? Online si trovano questi allarmi ipotecari. Vi inserisco la mia soglia del dolore, ovvero il massimo che posso permettermi di pagare per la casa. E il sistema, una volta che questa soglia è stata raggiunta per l'ipoteca fissa a 10 anni, mi manda un allarme. Tu vai in banca e gli dici ok, adesso voglio cambiare in una 10 anni fissa. In questo modo si va a beneficiare del tasso di interesse più vantaggioso il più a lungo possibile. Però i soldi che mi restano in tasca devono essere trattati con cura. Ma cosa faccio con la differenza? Vado a mangiare una pizza? No, li metto sul mio conto risparmio. Oppure un conto separato che chiamo risparmio ipotecario o casa o quant'altro. E qui accumuli un po' di soldi che rappresentano una riserva dove nel malaugurato caso tu dopo dovessi effettivamente correre in banca a dire fatemi la 10 anni e 4,5 perché siamo arrivati al mio limite massimo, in quel caso lì tu potresti dire uso un po' di quei soldini per quel tempo che mi serve per adeguare i miei costi vita ad arrivare a pagare poi questi famigerati 3.500 franchi al mese. Beh, come strategia non è niente male in effetti. Saluto Dino. Tra 4 anni anche noi dovremo rinegoziare l'ipoteca, ma con una cifra molto più importante. Non sappiamo ancora cosa faremo, ma di sicuro sapremo cosa guardare. Al mio 3 di The Cheese, anzi no, Saron.
Salon!